Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Stop alla plastica e via al rimboschimento. Così l'azienda Fratelli Cellino ha voluto presentare un nuovo capitolo incentrato su innovazione e sostenibilità ambientale. I dati sull'innovazione industriale, efficientamento energetico, economia circolare e un nuovo metodo di lavorazione del grano sono stati illustrati a Cagliari nel corso di una conferenza stampa. Tra le iniziative anche l'impegno a sensibilizzare il pubblico sul tema dello spreco alimentare e la scelta di eliminare la plastica dalle confezioni. Secondo gli studi effettuati dall'azienda, con la produzione dei nuovi packaging si stima un consumo di carta di circa 30.000 kg annui, che corrispondono a 450 alberi. Per questo motivo il gruppo ha avviato un progetto di rimboschimento che ha visto piantare 400 specie autoctone. La scorsa settimana il Gruppo Cellino ha presentato un nuovo percorso di lavoro. Ne parliamo con la più giovane del gruppo, Michela Cellino. Qual è la grande novità che riguarda il prossimo futuro? Adesso andremo a lanciare sul mercato le nuove linee di pasta Cellino, completamente rinnovate sia nell'immagine che nel prodotto in quanto tale. Sia a livello di packaging, passeremo quindi dalla plastica alla carta, ma la cosa per noi più importante è proprio il nostro nuovo metodo di lavorazione, un metodo di lavorazione che ci ha consentito, diciamo che è nato grazie a un'innovazione monitoria fatta nel 2023, in particolare si chiama il metodo ALMA. Il metodo ALMA è un metodo di lavorazione del grano duro che ci consente, grazie alla doppia decorticazione a pietra diamantata, di raggiungere la parte più pura, l'anima del grano. Alma infatti deriva dal latino anima, perché riusciamo a raggiungere la mandorla farinosa senza andare a stressare il prodotto, quindi mantenendo illese tutte quelle che sono le sue proprietà nutritive e dando poi alla nostra pasta il reale colore del grano e un sapore intenso. La produzione regionale di grano, quindi la materia prima, viene annunciata in crescita? Allora, noi attualmente abbiamo dato vita nel 2018 a una filiera 100% sarda, la filiera Ercole 0.0, proprio perché il grano duro sardo che viene seminato in Sardegna non è sufficiente per soddisfare il nostro fabbisogno, motivo per il quale è nata la filiera, proprio per far crescere, aumentare la superficie seminata di grano duro. Speriamo sia in crescita, siamo tutti sotto il cielo, perché ovviamente la coltivazione del grano, come di tutti gli altri cereali, dipende sempre da quelli che sono anche gli agenti atmosferici. Noi ci stiamo mettendo tutte le nostre forze insieme a circa 300 agricoltori. L'anno scorso è stato un raccolto nettamente superiore rispetto all'anno ancora precedente. Adesso vediamo le sorti del prossimo raccolto, ma lo sapremo solo intorno a fine giugno, inizio luglio. Concludiamo ritornando per un attimo al packaging, perché è molto molto interessante sotto il profilo ecologico. Questo potrebbe essere il primo passo verso un cambiamento che riguarda tutte le produzioni, e fino a che punto è possibile la sostenibilità economica?
Allora, il concetto di sostenibilità va pesato sempre con il concetto di sostenibilità economica, nel senso che se fosse per noi industriali, noi andremmo almeno nel nostro piccolo, noi andremmo sicuramente a tendere verso quelle che sono le scelte più sostenibili in termini di packaging. Spesso non è possibile perché a volte non sono presenti ancora sul mercato dei materiali che consentano di sostituire al 100% la plastica, oppure per il costo. Ovviamente un packaging in carta costa nettamente di più rispetto a un packaging. Vediamo la percentuale. Può costare anche un 40% in più nel nostro caso rispetto al packaging in plastica. Quindi è il cliente che dovrebbe scegliere fra un prodotto più sostenibile ed uno meno costoso. Esatto, è sempre una scelta, si deve decidere se acquistare un prodotto sostenibile ma anche pagare questa sostenibilità, oppure se tendere invece verso prodotti che magari hanno un costo inferiore ma non sono poi effettivamente sostenibili come gli altri. È sempre una scelta che insomma bisogna pesare, a volte è possibile scegliere, a volte si è obbligati a scegliere altre opzioni, dipende. Abbiamo ascoltato il progetto del gruppo Cellino per quel che riguarda il futuro, la tutela dell'ecosistema, e l'abbiamo ascoltato dalla voce di Michela Cellino. Terza generazione? Terza generazione, sì. Prima generazione 1955 Ercole Cellino, seconda generazione Alberto, Lucina, Giorgio e basta, sì, Michele e Matteo, terza generazione, figli di Alberto, due ragazzi splendidi, preparatissimi, intelligentissimi, umilissimi. Il prossimo anno 70 anni di attività e sono successe tante cose. Abbiamo visto 10 aziende nel gruppo alimentare, poi ci sono le aziende del gruppo turistico, tantissimi dipendenti e progetti nuovi che riguardano il futuro. Sì, i progetti sono tanti e anche i sogni sono tanti. Ciò che è stato realizzato in questi ultimi 2 anni è molto importante, l'avete visto ora, soprattutto per la sostenibilità e per quanto riguarda anche l'incremento di produzione di grano duro in Sardegna, che è molto importante. Vediamoli questi numeri, in soli 5 anni è stato triplicato il quantitativo. Tu ricordi, vero, quando ti ho presentato la filiera Ercole.0 anni fa, 2018, quando appena era nata e contestualmente era stata prodotta anche la pasta di solo grano sardo. Però, come ha detto Michela giustamente prima, il grano che si produce in Sardegna non è sufficiente al nostro fabbisogno. È sempre più alto il numero di agricoltori che in passato lasciano le terre perché non sono giustamente remunerati o gratificati dal loro lavoro. La filiera nasce proprio per questo motivo, perché, come ha detto Michela, nasce per incentivare l'agricoltore a tornare sui campi, ad avere una minima remunerazione che gli consenta di pagarsi i costi e non solo, e quindi noi li abbiamo voluti sostenere e aiutare. Ecco perché nasce la filiera certificata Ercole.0, la prima filiera sarda. Lucina Cellino sarebbe dovuta essere con noi in studio il giorno dopo le elezioni, perché tutti quanti nel mondo dell'impresa, tutti i nostri ospiti hanno fatto un appello alla neogovernatrice, ma era lontana dalla Sardegna, ne approfittiamo oggi. Che appello, in riferimento soprattutto all'agricoltura e al turismo posso fare un appello, ma quali sono le problematiche fondamentali e di base della Sardegna lo sappiamo tutti, la governatrice lo sa molto meglio di noi, per cui sostenere il turismo attraverso mezzi di trasporto che oggi non consentono ai turisti di arrivare in Sardegna con delle cifre modiche o tra virgolette con delle cifre giuste, perché è quasi inaccessibile ormai la Sardegna dal punto di vista trasporti, così come per noi internamente trasferirci da Cagliari e Sassari in treno diventa il viaggio della speranza, perché veramente gli strumenti, i mezzi di trasporto che abbiamo interni pubblici sono veramente drammatici, ma non solo questo, anche incentivare ancora di più gli agricoltori, perché le nostre risorse sono principalmente queste. Poi l'energia, abbiamo 100.000 cose di cui parlare, però la nostra nuova governatrice è molto esperta in queste materie, per cui sono certa che farà molto bene. Buonasera, Valeria Satta, ci ritroviamo dopo un lungo percorso
del suo operato lavorativo e di assessore in questo periodo. Siamo in una location straordinaria di Cagliari, nei piani alti, possiamo vedere tutta la città da questo posto. Le chiedo subito, in questo momento lei si trova in una situazione di passaggio, ovviamente, di chiusura della sua legislatura. Quali sono le sue sensazioni? Devo dire un bilancio positivo per questi 5 anni, un bilancio interessante di tanto lavoro svolto come assessore al personale e all'innovazione e poi come assessore all'agricoltura e alla pesca. Lei ha iniziato il suo percorso politico prima agli affari generali e poi spostata, gli è stato affidato l'agricoltura. Come ha vissuto questo cambiamento? Direi molto positivamente, anche perché essendo perito agrario poi l'agricoltura mi veniva facile, nel senso non che sia facile come materia perché è molto complessa, molto difficile, fortemente connesso con la direzione dell'amministrazione centrale e regionale e tante vertenze anche lì aperte e alcune delle quali risolte. Possiamo dire che lei si è immersa immediatamente in quello che era il comparto agricolo e possiamo anche dire che in pochi mesi è riuscita a valorizzare tutta una serie di situazioni che erano anche un po' stabili. Sì. La mia entrata effettivamente è stata a fine novembre 2022, quindi dai primi di dicembre 2022, quindi parliamo di poco più di un anno, che mi ha visto risolvere o comunque vedermi nella risoluzione proprio delle emergenze. Quindi non c'è stata ovviamente una visione a lungo raggio, non c'è stata una programmazione, non ci sarebbe potuta essere in così poco tempo, ma c'è stata una focalizzazione sulle vertenze aperte e in atto dal momento del mio insediamento. Quindi pensiamo al discorso delle cavallette, che stavano distruggendo i raccolti dei nostri agricoltori e soprattutto dando fastidio all'allevamento dei nostri allevatori, perché comunque sono insetti che in maniera così numerosa creavano disagio anche agli animali. Quindi parliamo di disagio sia degli allevatori che degli agricoltori, parliamo del disagio anche dei sindaci che si vedevano con una popolazione tormentata da questo disagio, da questo danno e disastro, e lì tramite un progetto molto importante e ambizioso dell'Agenzia Laure ci siamo adoperati per risolvere quasi totalmente, e dico quasi totalmente perché c'è sempre una programmazione in atto, il problema cavallette. Quindi questa era una delle emergenze quando sono entrata come assessore. Sotto la sua guida l'assessorato ha sbloccato anche dei contributi importanti o comunque ha alleggerito quella che era un po' i ritardi della burocrazia che purtroppo non dipendono sempre ed esclusivamente dai funzionari, dai dirigenti e dagli assessori stessi. Le chiedo, lei è stata presente in molti eventi che hanno visto il brand Sardegna in giro per il mondo. Cosa le è rimasto di questi eventi? C'è un evento in particolare che l'ha colpita più di un altro? Devo dire che tutti gli eventi che sono stati fatti e realizzati dall'assessorato all'agricoltura con l'Agenzia Laure sono tutti di pari importanza. Ecco perché quello che è stato il mio programma è stato quello di puntare sulla promozione del nostro territorio, perché l'assessorato all'agricoltura non l'ha effettivamente mai fatto. Se ne è occupato sempre l'assessorato al turismo, che è giusto che se ne occupi, ma non l'assessorato all'agricoltura, che invece si vedeva sempre nella circostanza e nel compito di fare i pagamenti famosi, ma non di investire sulla promozione del territorio, quindi dei nostri prodotti e quindi dei nostri produttori. Quindi dal momento del mio insediamento si è pensato alla promozione dei nostri prodotti. Possiamo dire che una sua caratteristica è stata, oltre che metterci la faccia e l'operatività, andare fisicamente sul territorio, non solo in Sardegna ma anche fuori dalla Sardegna. Cioè lei è andata proprio a stanare, a cercare i protagonisti nel bene e nel male di quelle che erano le situazioni sull'agricoltura. Beh, era mio dovere da assessore all'agricoltura dare rilevanza alla nostra terra, perché per troppo tempo noi siamo spariti dalla scena, posto che ci siamo mai magari stati o meno, perché non lo so effettivamente se l'assessorato all'agricoltura è mai stato presente in questi eventi. Mi raccontano di sì, ma tantissimi anni fa, e quindi era giusto dare rilevanza e prestigio alla nostra terra. In che modo? Essendoci, quindi partecipando in collettiva, quindi con tutti i produttori che partecipano a un bando pubblico, quelli interessati, ed andare insieme alla collettiva Sardegna, quindi la parte istituzionale, insieme poi a tutti i produttori interessati a partecipare. Penso a Chicago, un evento estero molto importante a cui abbiamo partecipato con tantissime cantine aderenti, quindi la promozione del vino. La Sardegna è stata una delle
regioni dove hanno presenziato i produttori, oppure pensiamo al discorso della settimana della cucina italiana nel mondo a Bruxelles, anche lì tantissimi operatori, insomma ce ne sono veramente tanti sia in Italia che all'estero. Perché è così impegnativo attuare le riforme? Io penso che la base delle riforme sia la volontà politica. Quando c'è la volontà politica è chiaro che ci deve essere una squadra dedita con una competenza tale da poter lavorare sulle riforme, con gli uffici ovviamente preposti, dirigenti, funzionari e tutta una squadra che lavori per le riforme, ma ovviamente deve partire da un indirizzo politico. Lei ha un indirizzo politico, appunto, ha fatto militanza, è preparata su molti fronti. Le chiedo un pensiero su, ovviamente al di là di quella che è stata la presenza dei politici big che sono venuti qui lo scorso mese. Questa attenzione è stata data sicuramente per le elezioni, ma le chiedo il suo rapporto con il nazionale, come lo vede? Io direi buono, c'è tanto da fare ancora e una considerazione importante ancora dal nazionale sulla Sardegna manca, sicuramente manca, c'è tanto da costruire, la Sardegna non è mai stata, ovviamente non sto dicendo nulla di nascosto, fondamentale per il governo e per i governi che si sono succeduti ovviamente, quindi non parlo di questo governo, ma è proprio la storia di quanto la Sardegna possa essere politicamente considerata importante. Chiaramente un discorso prettamente politico, non è un discorso né geografico né di importanza a livello di bellezza o di considerazione come regione italiana, è proprio un discorso politico. Evidentemente non è stata considerata molto poco, non è neanche mai stata considerata come rilevante dal punto di vista politico, e questo è presto detto vista la poca popolazione che la Sardegna ha, quindi a livello proprio di popolazione, non essendo tanti evidentemente non ha rilevanza tale politicamente. Il tempo a nostra disposizione sta per scadere e le chiedo cosa farà adesso Valeria Satta? Bella domanda, mi metto a disposizione rispetto a quello che è la mia competenza, rispetto a quello che è stata la mia esperienza, e quindi Valeria Satta c'è stata, c'è ed evidentemente ci sarà. Rifarebbe tutto uguale? Assolutamente sì, io sono una persona che non ha rimpianti, quindi rifarei esattamente quello che ho fatto. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il nuraghe simbolo della Sardegna sarà su Nuragi di Barumini e i monumenti della civiltà nuragica della Sardegna, una renomination che diventa punto focale per la candidatura dei nuraghi nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. È stato firmato nell'aula consigliare del Comune di Barumini il nuovo protocollo d'intesa che punta a rafforzare la collaborazione tra l'amministrazione comunale, l'associazione La Sardegna verso l'UNESCO e la Fondazione Barumini Sistema Cultura, con l'obiettivo finale di portare a casa quel risultato storico tanto atteso da tutta l'isola, ovvero il riconoscimento dei monumenti dell'antica civiltà nuragica nell'importante lista mondiale Patrimonio dell'Umanità. Cioè è un percorso molto importante che noi stiamo facendo con la Fondazione Barumini Sistema della Cultura, che diventa l'elemento trainante della istanza perché l'intero patrimonio della civiltà nuragica sia nel suo valore universale da parte dell'UNESCO, dando a Sardegna finalmente una straordinaria opportunità di sviluppo economico attraverso l'utilizzo di una risorsa che amiamo ma che non è mai stata sufficientemente utilizzata, è sempre stata lasciata in cassaforte e quasi dimenticata dai sardi. Fini economici di una risorsa culturale ma che deve diventare un elemento fondamentale di sviluppo economico in grado di portare nuova ricchezza e progresso sociale in tutte le tasche delle famiglie sarde. Quindi immagino che questo modello che noi riconosciamo in Barumini sia un modello che Barumini generosamente deve mettere a disposizione dell'intera Sardegna per diventare esso stesso l'elemento trainante di uno straordinario progetto. Già da tempo la Fondazione, comunque anche il Comune di Barumini, ha sempre sperato che anche tutti i nuraghi della Sardegna fossero inseriti patrimonio dell'umanità come il nuraghe di Barumini, che dal 1997 è stato inserito appunto come sito UNESCO. Chiaramente Barumini farà certamente da traino anche per avere fruibilità in tutti i territori della Sardegna e raccomando anche in quei territori, visto che ci sono queste risorse importanti, di fare sinergie anche con l'Interland di quelle zone, anche con altre attività culturali. L'obiettivo è quello di creare sinergie per dare la possibilità a tante altre realtà della Sardegna di poter intraprendere questo percorso virtuoso che è il riconoscimento UNESCO dell'intera civiltà nuragica. Oggi il nuraghe simbolicamente cambierà, su Nuragi cambierà anche nome, sarà su Nuragi di Barumini, ma con tutto quello che poi concerne l'area non solo archeologica ma anche degli altri nuraghe. Esattamente, l'intestazione esatta dovrebbe essere su Nuragi di Barumini e i monumenti della civiltà nuragica nella loro interezza, quindi è un percorso che ci vedrà passare da un sito UNESCO puntuale a un sito seriale, insomma. Siamo col primo cittadino di Barumini, oggi una giornata importante nel percorso UNESCO per la vostra città e il vostro nuraghe. E per tutta la Sardegna, è una giornata importante perché viene sancito e sigillato oggi anche il riconoscimento da parte di un'associazione importantissima della regione stessa di un lavoro, di un percorso che la nostra comunità ha intrapreso ormai da tantissimo, da 20 anni praticamente. I protagonisti siete voi come amministrazione comunale, la Fondazione Barumini e l'Associazione Sardegna per l'UNESCO. Avete trovato subito quelle che sono le sinergie ma soprattutto le connessioni giuste? Siamo stati secondo me intelligenti a capire che l'occasione, che l'opportunità era un importante valore aggiunto sia per Barumini stesso, che già nelle liste del patrimonio nuragico UNESCO fa parte, che dell'associazione stessa, di tutta la Sardegna, certo. Nell'immaginario il nuraghe è un simbolo di quest'isola, di questo continente Sardegna, ma qui a Barumini ci sono anche tante cose che non solo vanno valorizzate ma che tengono in piedi questa immagine.
È proprio quello che volevamo fare, il cuore della progettualità che ha messo in campo Barumi nell'ultimo periodo è proprio finalizzata a quello, a estendere i benefici diretti del bene nuraghe a tutta la comunità. Gran parte appunto della progettualità che si sviluppa attorno a questo protocollo è volta anche a rivitalizzare il centro abitato. L'esperienza che si vive a Barumini nel centro Lilliu, che insomma è il faro di questo tipo di cultura, oltre a darvi la possibilità di ospitare turisti, vi dà anche la possibilità di ospitare la Sardegna stessa. Sì, il centro Lilliu è diventato negli anni il terzo polo del paese, che si è aggiunto a Nuraghe e a Casa Zapata, e anche l'area in cui tra l'altro ci possiamo permettere di esporre delle mostre temporanee, quindi di volta in volta, anno per anno, si va più o meno a puntare su ciò che si ritiene possa piacere alla platea anche internazionale, quindi è un'occasione in più per la nostra comunità, certo. In concomitanza con questo protocollo che vedrà protagonista Barumini per quanto riguarda l'UNESCO, ma che coinvolgerà tutta la Sardegna con i Nuraghe, oggi è anche un anniversario, 110 anni di Giovanni Lilliu, che è stato il faro, il pioniere, ma soprattutto quello che ha tracciato la strada. Sì, infatti è un bellissimo modo di celebrare questo anniversario, perché lui avrebbe fatto salti di gioia per una cosa come questa, coniugando il suo amore per il suo paese, che appunto è stato un motivo fermo in tutta la sua vita, con la sua grande passione per la Sardegna, e questo tipo di collaborazione appunto rappresenta questi due elementi che sono veramente quello che lui avrebbe desiderato si realizzasse, quindi veramente sono contenta che si sia arrivati a questo risultato, veramente, che porterà del bene a tutti in generale, non solo appunto a Barumini, che si confermerà nella sua importanza, nell'importanza del suo ruolo, ma la Sardegna intera, con questa valorizzazione di questi monumenti straordinari che caratterizzano la nostra isola, solo la nostra isola. Partire da Barumini è fondamentale. Oggi abbiamo visto, lei parla di quell'entusiasmo del suo papà che oggi abbiamo visto nei protagonisti qui che hanno firmato il protocollo d'intesa, ma soprattutto anche in quello che è il lavoro. Ma io le chiedo un suo ricordo di quegli anni che erano non difficili, però era più difficile comunicare. Gli anni in cui, quando era lui giovane, certo, insomma, lui è stato un pioniere, bisogna dire, quindi questa scoperta di Barumini è stata, come dire, un trampolino per la Sardegna, e effettivamente allora comunque i mezzi erano piuttosto limitati, non quelli che abbiamo noi, tuttavia veramente la sua passione, la passione dei suoi allievi, del paese che ha collaborato, gli aiuti che ha avuto dall'università, dalla regione, dalla soprintendenza, hanno portato tutti questi soggetti ad un risultato bellissimo. Turismo culturale tra presente e futuro al centro del convegno organizzato dall'assessorato alla cultura del Comune di Cagliari, intitolato Mare Musei Cultura. Una giornata in cui alcune delle principali realtà museali italiane, con un focus particolare sulle città costiere, hanno potuto confrontarsi su come valorizzare l'offerta artistica moderna e contemporanea nel contesto del turismo culturale, su quali strategie utilizzare per affrontare le sfide, le tendenze del futuro. Cultura e turismo, un binomio che anno dopo anno si rivela sempre più vincente, da fenomeno di nicchia a fenomeno di massa, che non può prescindere però dall'efficacia dei trasporti, non solo aerei o marittimi, ma anche all'interno delle città. Da qui il nuovo progetto di CTM. La valorizzazione del patrimonio artistico sardo e nazionale passa anche attraverso le sfide lanciate dalle nuove tecnologie e dai social, che propongono metodi innovativi per raccontare le città e le loro bellezze, avvicinando così i turisti alla cultura. Infatti la giornata di oggi sarà dedicata al confronto con altre realtà istituzionali, museali, nazionali. Al centro ci sono i nostri musei civici per creare un ponte, un dialogo appunto con altre realtà nazionali e capire quali possano essere le strategie per non solo valorizzare il nostro immenso patrimonio storico-artistico, ma anche per studiare delle strategie che possano
creare attraverso la valorizzazione della cultura un vero e proprio indotto economico e quindi turistico. Infatti per l'occasione sono stati invitati, oltre che i musei nazionali, oltre che tante altre istituzioni museali sarde, parliamo tra l'altro di musei del Mediterraneo, sono stati invitati vari stakeholder che parleranno delle loro funzioni e di come attraverso anche la collaborazione degli aeroporti, dei trasporti marittimi e terrestri si possa davvero sviluppare la cultura, il turismo e creare allo stesso tempo anche un importante indotto economico sociale. Ecco, da questo punto di vista come si sta muovendo il Comune di Cagliari, vista la grande domanda di turismo culturale, perché abbiamo visto un fenomeno sempre più in crescita, e se posso chiedere anche perché questo cambio dal relax, dalla voglia di relax alla voglia invece di scoprire le bellezze artistiche di una città? La voglia di scoprire le bellezze artistiche delle città nasce nel momento in cui si sa dove si conosce. La riprendo un secondo, Antonio, perdonami, aspetta, questo ovviamente sono meccanismi sociali. La voglia e la curiosità di scoprire la nostra città nasce sicuramente dalla conoscenza che si ha del nostro capoluogo, che come sappiamo è ricco di storia, ha un importante patrimonio storico-artistico, e se parliamo nello specifico dei nostri musei civici abbiamo delle collezioni straordinarie con nomi altisonanti di artisti conosciuti a livello internazionale. Tra gli altri possiamo citare a caso la collezione Ingrao con la presenza di Morandi, Boccioni tra gli altri, e questo naturalmente funge da richiamo per il turista che ha voglia non solo di vedere le coste della nostra città o dei dintorni, ma anche naturalmente quello che sotto il profilo storico-culturale la nostra città può offrire. L'operazione che l'Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari ha fatto negli ultimi anni è stato proprio quello di promuovere degli appuntamenti intanto internazionali, se parliamo di mostre con nomi di richiamo, e poi soprattutto abbiamo cercato di creare una sinergia con vari enti e varie strutture proprio per cercare di rendere efficiente tutto il sistema. Quali sono le sfide da affrontare nel futuro? Le sfide da affrontare sono quelle di far conoscere sempre di più la nostra terra, la nostra isola, la nostra città attraverso importanti campagne di comunicazione, creando dei ponti sostanziali, fondamentali, per esempio con altre capitali europee, che è un percorso che tra l'altro abbiamo iniziato. Quando si parla di turismo non si può non fare riferimento anche ai trasporti. A Cagliari un'iniziativa con il CTM dedicata appositamente ai turisti. Assolutamente sì, è giunta l'ora di mettere in campo quelle idee che già da tempo la nostra azienda CTM sta attuando in sinergia col Comune di Cagliari. In particolare con l'assessorato alla cultura dell'amministrazione comunale abbiamo fatto una serie di incontri e abbiamo convenuto di portare avanti questa iniziativa comune, per cui individuare quei siti che sono già serviti dal nostro servizio che possono essere valorizzati nel senso diciamo posti all'attenzione sia del cittadino residente che magari transita quotidianamente in prossimità di un luogo di cultura, un luogo d'arte e magari non lo sa, ma anche e soprattutto per i turisti che vengono a Cagliari, che hanno necessità di indicazioni, che hanno necessità di orientarsi nella visita appunto della nostra città. Quali sono questi siti? I siti sono chiaramente, faccio qualche esempio, ma ne abbiamo tanti, l'Anfiteatro Romano, oppure la Basilica di Bonaria, oppure il Teatro Massimo, cioè quei luoghi di cultura e di archeologia che sono dei siti di interesse culturale che naturalmente per molti non hanno necessità di essere pubblicizzati, però diciamo nella routine quotidiana spesso l'attenzione, il transito in prossimità di questi siti diciamo che non porta diciamo, all'attenzione del cittadino l'importanza ecco, di vivere in una città piena di punti di interesse dal punto di vista culturale. Oggi si parla di turismo culturale.
ho chiesto anche all'assessora Picciau come valorizzare il grande patrimonio artistico. In questo caso le chiedo come si sta muovendo la città di Genova. La città di Genova si sta muovendo da oltre 20 anni, direi, su questa direzione, passando da una città che era di industriale a una città di terziario, con la valorizzazione di quelle che sono le proprie strutture, la propria storia e anche la propria identità. Partiamo da quello che esiste. E partendo da questo si possono rafforzare sia i musei sia anche le strutture private. L'esperienza che noi abbiamo dei palazzi nobiliari costruiti dalle aristocrazie genovese nel 500-600 è stata straordinaria, perché ha portato degli appartamenti privati, delle case dei privati ad essere aperti a tutto il pubblico e anche a suggerire all'insieme del turismo culturale un messaggio che una città è anche e soprattutto la storia della sua comunità. Quanto contano le nuove tecnologie, il racconto anche che si fa tramite i social per lo sviluppo del turismo culturale? Sicuramente in questa fase contano moltissimo, insieme a tante altre iniziative che devono promuovere il turismo. Quindi io direi che in particolar modo servono per associare elementi diversi che in passato venivano affrontati uno per uno, come il turismo esclusivamente culturale che va alle mostre, ai musei e alle città d'arte, a forme diverse di turismo. Quello che per esempio ha alla base lo sport, quello che ha alla base anche semplicemente la vacanza intesa come godersi il mare, come godersi la montagna. Ecco, tutte queste cose oggi nelle nuove formule del turismo avanzato stanno insieme per esempio anche all'enogastronomia e suggeriscono tutte una vita di comunità, una identità che è poi quello che la maggior parte dei turisti contemporanei oggi cercano. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
A Seneghe un pomeriggio dedicato ai progetti per le fonti di energia rinnovabili, nel caso della Sardegna e Isola Ventosa si parla di pale eoliche. A condurre l'incontro dibattito il Comitato Montiferru, che comprende un vasto territorio, appetito da Sorgenia, che ha presentato un progetto e chiesto autorizzazione per l'installazione di ben 9 giganti, con basi che affondano per 3 metri nel terreno, con poco più di 25 metri di lato, per un'altezza alla sommità delle pale di circa, o forse anche oltre, 200 metri. Una delle basi del dissenso, ma ne sono molte quelle affrontate all'incontro, è quella che scaturisce dalla domanda sul perché più di un terzo della produzione totale prevista nel piano energetico nazionale dovrebbe venire prodotta in Sardegna. Vincenza Pala, comitato locale, oggi siete i padroni di casa, ci saranno anche degli ospiti che cercheranno un incontro per parlare, per sentire, per capire soprattutto ed esprimere le proprie opinioni. Sì, allora il comitato è nato proprio perché è stato proposto un parco sul nostro territorio e da lì abbiamo deciso di muoverci per comprendere, soprattutto per comprendere e per condividere informazioni, perché ci siamo resi conto che in merito a questo argomento c'è molta non conoscenza. Quindi l'obiettivo principale del comitato è questo, informarsi, informare e cercare di capire quali possono essere le strade per fare un percorso legato alle rinnovabili che sia adeguato al territorio, proporzionato alle necessità non solo della Sardegna ma anche della tipologia di territorio che la Sardegna ha. E quindi l'impegno di questo incontro di oggi è proprio questo, viene dopo diversi mesi di lavoro in cui ci siamo uniti al coordinamento regionale dei comitati contro la speculazione energetica e insieme stiamo costruendo un percorso appunto di consapevolezza e di conoscenza e stiamo cercando di informare i territori di tutto quello che sta accadendo. Quindi possiamo concludere con un no assoluto no, ma nemmeno un sì senza sapere di che cosa stiamo parlando. Certo, consapevolezza e conoscenza di quello che accade e soprattutto la speranza che la politica in questo insomma tiri fuori una voce che sia a tutela del territorio e a difesa di questo patrimonio che abbiamo. Marco Pau, comitato regionale, non vorrei dire no, sì, comitato regionale su cercare di capire queste cose che vogliono imporci, se sono giuste, in che modo dovranno essere gestite e soprattutto da chi dovranno essere gestite. Oggi questo incontro a Seneghe, ho parlato con la responsabile del comitato locale, anche lei, la sua idea è vogliamo capire, vogliamo comprendere. Sì, giusto, no? È una parola un po' grossa. Noi parliamo dall'inizio di speculazione energetica, è evidente. Il numero sproporzionato dei progetti è lì a testimoniare che non è possibile. Non possiamo essere noi produttori di energia, non per tutto il mondo, ma hanno assegnato 70 giga all'Italia, 56 da noi. Non è possibile questa roba qua. È chiaro che è una chiara speculazione. Noi dappertutto ci stiamo opponendo, per ogni dove stanno nascendo i comitati, ci sono molte convergenze anche con le amministrazioni comunali, questo è un bene, stiamo facendo adeguate pressioni per far sì che incontriamo al più presto possibile la nuova Presidente della Regione, che si è espressa a favore di una moratoria, noi vorremmo capire come, in che tempi la si fa, e soprattutto a favore di chi, e poi vorremmo capire esattamente se viene fatto un piano energetico in sintonia con le nostre esigenze, con il nostro fabbisogno e costruito assieme alle comunità. Quindi noi questo stiamo ribadendo un po' dappertutto, continueremo a fare le nostre assemblee in tutto il territorio, abbiamo visto che c'è molto fermento, che la gente appena capisce ed è informata si schiera e questo è importante. C'è possibilità di ottenere dei risultati, diciamo se non immediati, ma quasi immediati? Beh, la Presidente della Regione si è dichiarata favorevole a una moratoria. Lunedì a Oristano? No, l'ha detto anche subito dopo l'elezione che ha due priorità, la sanità e la moratoria contro l'eolico. Bene, noi diciamo bene, questa roba a noi sicuramente va bene, la prendiamo come una cosa positiva. Vorremmo discuterla, abbiamo già sentito precedentemente alle elezioni la candidata in quel periodo Todi, oggi Presidente, vorremmo incontrarla come dicevo prima per capire bene come ci si muove in Sardegna e soprattutto se c'è conseguenza con le cose che sono state dette in campagna elettorale. Ecco.
Sono dati allarmanti quelli emersi dall'incontro organizzato alla Cittadella della Salute di Via Romagna dalla struttura complessa disturbi alimentari della ASL di Cagliari in occasione della 13ª giornata nazionale del fiocchetto lilla. Un fenomeno, un'emergenza sanitaria, un disagio sociale, quello dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, sempre più in crescita, che colpisce donne, uomini e bambini. Nel post-Covid si è registrato un abbassamento dell'età di insorgenza a 11-12 anni. Anoressia e bulimia, i disturbi alimentari più conosciuti, ma in realtà sono molti di più. Alla base una sofferenza profonda con il cibo che diventa lo strumento per affrontare il dolore. Da qui la necessità di un trattamento specifico con la collaborazione tra diverse figure professionali. Prevenire i disturbi dell'alimentazione, una vera e propria patologia che riguarda sempre più pazienti. In Italia ne soffre una persona su 3 e di fondamentale importanza. Per questo la struttura complessa disturbi alimentari della ASL di Cagliari, in collaborazione con l'Ordine dei Medici, con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e con l'Associazione di Famiglie Voci dell'Anima, ha organizzato il Marzo Lilla, con vari eventi dedicati ai DCA, seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali per i giovani. Oggi si celebra la giornata nazionale per i disturbi alimentari. Quali dati abbiamo riguardanti la Sardegna? Allora, riguardanti la Sardegna abbiamo dei dati diciamo in aumento, così in linea con quelli che sono i dati nazionali, per cui c'è stato dopo la pandemia un aumento del 40% delle richieste, peraltro così come quelli che sono i dati del Ministero Nazionale c'è stato un aumento esponenziale di quelle che sono state le richieste nei ragazzini al di sotto dei 14 anni. Ci sono due età d'esordio principali che sono quella tra i 15, quindi stiamo parlando di una fase inizio adolescenza, e il 18 anni, quando c'è l'età di svincolo dalle famiglie. Noi come struttura complessa per i disturbi alimentari dell'ASL di Cagliari abbiamo circa 400 pazienti, nell'ultimo anno abbiamo avuto richieste per 140 nuovi casi che significa i pazienti e le loro famiglie, laddove ovviamente loro abbiano la possibilità di essere visti, perché il paziente, soprattutto adulto, può decidere di non farle partecipare. Però noi riteniamo che l'intervento sia un intervento importantissimo anche sulle famiglie, perché noi facciamo un pezzo, ma la famiglia deve stare ovviamente dalla nostra parte e tutti dobbiamo andare in un'unica direzione. Ha sottolineato prima durante il workshop l'importanza di avere un villaggio, quindi l'importanza di un'equipe multidisciplinare. Assolutamente, l'importanza di un'equipe multidisciplinare in queste patologie di primaria importanza. Sono patologie che riguardano la psi, ma riguardano il corpo, quindi si passa da quelli che sono gli interventi di tipo psichiatrico, psicologico, a quelli che sono invece gli interventi di tipo organico. Noi abbiamo assoluta necessità che ci sia un'equipe multidisciplinare che sta attorno al paziente, quindi non è il paziente che deve ruotare nei servizi, ma dobbiamo essere noi a creare una rete che sostiene, e questa rete io credo che sia importante all'interno dei piccoli servizi. Noi come Regione Sardegna abbiamo fatto un lavoro importantissimo di capillarizzazione degli interventi, sicuramente come ASL di Cagliari abbiamo una struttura complessa per i disturbi alimentari con un'equipe multidisciplinare che ormai lavora da diverso tempo. Abbiamo iniziato nel 2017, ma poi pian piano ci siamo rafforzati e ci siamo rimpolpati di tante figure che sono importantissime e che lavorano con noi, no? Perché non c'è soltanto il personale sanitario, ma ci sono anche le terapiste della riabilitazione che hanno un ruolo importante. Stiamo iniziando un'attività anche di interventi cognitivi, perché purtroppo in questi disturbi quello che succede è che c'è un pensiero che è polarizzato solo ed esclusivamente sulla malattia. La malattia pervade la persona, è come un velo che si frappone tra la persona e il resto del mondo e l'ambiente. Quindi gli interventi iniziali non sono degli interventi psicoterapici, ma sono degli interventi proprio focalizzati appunto in una prima fase a
consentire di togliere un po' questo velo. E quindi insomma sono degli interventi efficaci. Come rete regionale, dicevo, siamo riusciti a creare in tutte quante le ASL degli ambulatori, delle equip dedicate. Stiamo completando le equip multidisciplinari dappertutto. Io sono responsabile scientifico di un piano di attività biennale che termina adesso nell'ottobre del 2024, ma è stato rifinanziato per l'anno prossimo, per cui insomma questi interventi sono degli interventi che proseguiranno e naturalmente noi punteremo come equip ministeriale a fare in modo che questi interventi diventino strutturali. Le faccio l'ultima domanda. Giornate come quella del 15 marzo sono utili per sensibilizzare, e sensibilizzare significa anche prevenire, aiutare le persone a riconoscere quelli che sono i sintomi e poi arrivare a una diagnosi. Certo, allora sensibilizzare significa proprio questo, significa fare in modo che i pazienti, le famiglie soprattutto, perché per il paziente la malattia è una malattia egosintonica, cioè vuol dire che non è una malattia ma è una soluzione al disturbo, a delle angosce, diciamo così. La famiglia è quella che si accorge, ma si accorgono anche i docenti, i dirigenti scolastici. Infatti noi abbiamo cercato di lavorare anche con le scuole. Il 25 marzo l'abbiamo dedicata proprio tutti quanti l'abbiamo dedicata proprio ai docenti, perché i docenti frequentemente hanno delle relazioni, come dire, di maggiore vicinanza con i ragazzi e quindi è più facile che un docente riesca ad avvicinarsi al ragazzo e ad instradarlo o a parlare con la famiglia qualora la famiglia non si accorga. Poi abbiamo organizzato, perché il nostro è un marzo lilla, quindi con diversi interventi anche con i sanitari, quindi con i medici di medicina generale e con i pediatri libera scelta. Abbiamo organizzato per tutti quanti i distretti dell'ASL di Cagliari e l'abbiamo organizzato anche per il Medio Campidano. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Risto a Mare, 3 giornate ricche di incontri, appuntamenti, prodotti e servizi per inaugurare al meglio la prossima stagione estiva dell'isola.
Un'occasione imperdibile per tutti i professionisti del settore Horeca, hotellerie, restaurant, caffè in Sardegna, sia come vetrina per i migliori prodotti e servizi destinati a valorizzare il settore dell'ospitalità, ma anche come piazza d'incontro nei settori del commercio e del turismo isolano. L'evento è organizzato dall'agenzia La Rosa ad Eventi e è diventato negli anni il punto di riferimento tra aziende e professionisti che desiderano espandere la propria presenza sul mercato sardo, sviluppando a 360 gradi la domanda e l'offerta tra gli operatori del settore. Buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Panorama Sardo. Oggi vogliamo raccontarvi la quarta edizione di Risto a Mare, un salone unico nel suo genere che raggruppa non solo gli operatori dell'Horeca, ricordiamo per i nostri telespettatori l'hotellerie, il ristorante e il caffè, ma soprattutto il settore sardo, quello performante con aziende nazionali e internazionali. Andiamo subito a sentire la protagonista, che è la Rosa ad Eventi, l'agenzia che organizza ormai da diversi anni con una formazione ventennale nel circuito sardo questa manifestazione. È stato un anno che sembra non la quarta edizione ma la 10ª. Sì, siamo veramente soddisfatti di questa edizione, è l'evento dei sorrisi, perché in questo evento ormai si incontrano persone che operano nella filiera ricettiva con i produttori e i distributori. Ormai stiamo un gruppo di lavoro consolidato, nuove aziende si stanno affacciando perché si entra in un contesto di qualità. Vogliamo dare valore all'ospitalità in Sardegna, vogliamo portare sulle tavole dei nostri ristoranti e i servizi per far sì che i turisti, i nostri ospiti, ritornino a casa con la voglia di ritornare in Sardegna. Quindi valorizzare tutte le persone che lavorano dietro le cucine, che molto spesso non vengono a contatto con gli altri operatori, e tutto il personale di sala, tutto il personale di banco, i baristi, che danno un valore in più all'ospitalità in Sardegna, e i produttori, tutte le aziende sia nazionali, internazionali e anche regionali, perché quest'anno c'è una massiccia presenza di operatori proprio locali, sardi, che studiano continuamente, innovano sia prodotti che servizi per innalzare la qualità. Noi siamo qui per questo, il Festival dei Sorrisi lo chiamo io perché la gente si incontra sorridendo, facciamo anche festa in vista della stagione estiva e poi tutti al lavoro. Un'azienda leader del mercato nazionale e internazionale italiana, ci teniamo sempre a sottolinearlo, e siamo con l'area manager. Una presenza qui a Cagliari che vi vede sempre protagonisti già per il quarto anno consecutivo. Sì, giustamente come dicevi tu, non è il primo anno per noi, è il quarto anno da quanto questo evento viene organizzato dalla nostra agenzia sul territorio, che noi teniamo ad essere presenti perché l'azienda ha un carattere nazionale, internazionale, ma sono le fiere locali quelle che vengono fatte nei vari territori che sono strategicamente molto importanti. In Sardegna ancora di più noi ci teniamo ad essere presenti perché per noi il territorio sardo è un territorio che ci può dar tanto, la terra sarda, i clienti sardi ci possono dar tanto. Avete una vasta gamma di prodotti, i vostri chef hanno preparato dei piatti veramente deliziosi, siete stati presi d'assalto. Sì, effettivamente durante gli eventi e le fiere noi siamo accompagnati dai colleghi del team Chef de Gusto che partecipano con noi, preparano con noi delle ricettazioni per i nostri prodotti e siamo sempre quelli molto gettonati perché i prodotti sono buoni e perché l'azienda comunque ci tiene ad avere uno standard qualitativo sempre molto alto. Nell'Horeca, lo dice già il nome, hotel, restaurant, caffè, il caffè è fondamentale per l'accoglienza e voi siete un'azienda leader del mercato. Noi siamo un'azienda leader nel mercato qua in Sardegna, contiamo più di 850 clienti ed è da un paio d'anni, circa 4, che sul mercato abbiamo messo questa macchina destinata proprio a ristoranti, clienti basso vendenti, perché nella ristorazione l'ultimo gusto che ti rimane in bocca è proprio quello del caffè.
e quindi stiamo cercando proprio di sollevare l'asticella e offrire un caffè di qualità, un caffè importante in maniera tale da diversificarci dalle altre aziende competitor. Mi permetto di dire che abbiamo raggiunto uno special guest del circuito sardo, l'artista del panino 2016, era una prima edizione, quindi la prima edizione non si scorda mai, Giorgio Borrelli, che oggi qui farai una masterclass sui sandwich e gli hamburger. Sì, diciamo che cercherò di trasmettere la mia passione e soprattutto la mia esperienza, perché sono un senior ormai, perché ho avuto la fortuna di arrivare in alto nel podio dell'artista del panino, una manifestazione che devo dire ci ha aiutato tantissimo a crescere, ci ha fatto conoscere tante persone, ma soprattutto raggiungere quello che adesso si dice il nostro successo aziendale. Borrelli, lei è un imprenditore del tessuto economico sardo, ha la sua azienda, ha un'azienda a conduzione familiare che crea comunque dei posti di lavoro anche esterni. Quanto è importante avere eventi come Risto a Mare a Cagliari, a Olbia e in tutta l'isola? Io sono qui solo per questo, nel senso che voglio proprio fare complimenti a chi ha organizzato questo, che comunque avrà sicuramente un ritorno economico, ma soprattutto noi, io in particolare, sono l'esempio vivente. Per poter fare le mie manifestazioni e vedere delle cose nuove sono sempre partito in giro per l'Europa, quindi ho dovuto utilizzare le mie risorse. Nonostante sono un semplicissimo barista di quartiere, appunto con mia moglie, le mie figlie e i ragazzi che lavorano per me, conduco la mia attività da 25 anni, ma sino a qualche anno fa, quando non c'era Risto a Mare, se volevo conoscere qualche azienda, diciamo, avere un contatto, dovevo andare a Rimini, a Milano, a Francoforte, a Parigi. Comunque sì, ok, ti facevi la vacanza, ma ci vogliono le risorse. Quindi il fatto che un'organizzazione del genere sia appunto in loco sul territorio sardo, per me è un vero fiore all'occhiello. Complimenti a Risto a Mare. Antica forneria sarda dal 1939, voi avete un prodotto che è un'icona della Sardegna, di Cagliari soprattutto, la pizzetta a sfoglia. La pizzetta a sfoglia, sì, nasce da origini abbastanza lontane, la nostra azienda in particolar modo arriva da 3 generazioni di panificazione e pasticceria. Siamo arrivati al prodotto surgelato crudo, facciamo circa 7-8 referenze di prodotti salati e poi 2 referenze dolci che sono le pardule e i ravioli dolci da friggere. Il nostro mercato di riferimento sono il mondo del bar, grossisti, grossa distribuzione. Siamo presenti sul mercato sardo, capillarmente in tutta la Sardegna. Distribuiamo i prodotti settimanalmente, abbiamo una discreta produzione, un'aziendina artigiana, cresce con numeri importanti e stiamo sviluppando degli altri prodotti facciamo questa manifestazione per continuare a presentare l'azienda al pubblico. Abbiamo raggiunto la docente Benedetta Loddo, referente dell'Istituto Asuni, che è l'istituto alberghiero per eccellenza cagliaritano e sardo. Voi collaborate da tanti anni già con Risto a Mare. Sì, questa è la quarta edizione che la Zuni è presente a Risto a Mare e noi collaboriamo, quindi i nostri ragazzi danno supporto a tutte le aziende, quindi cerchiamo di implementare quello che è il servizio e comunque quello che è la ristorazione, quindi dare anche un aiuto in più a tutte queste aziende che richiedono la presenza di questi ragazzi. Partecipare a questi eventi, soprattutto a Risto a Mare, è molto importante proprio per conoscere i prodotti che circondano questo lavoro, questo ambiente e farsi già un'idea di quello che potrebbe essere anche il food cost di un'eventuale apertura di un'azienda, di un ristorante o comunque di un'attività in generale. E appunto grazie anche alla disponibilità dei vari stand i ragazzi riescono anche ad acquisire delle conoscenze vaste che magari anche all'interno della scuola non avvengono, perché appunto non si ha il contatto con le altre aziende. Quindi è veramente una grande opportunità per noi ragazzi partecipare a eventi del genere e siamo anche molto contenti perché comunque siamo a pari passo con le edizioni, siamo alla quarta edizione. Dopo il diploma cosa farai? Resti in Sardegna, vuoi viaggiare, vuoi metterti alla prova o comunque hai già le idee chiare sul tuo futuro anche lavorativo?
Finita la scuola, diplomandomi, mi piacerebbe continuare il percorso in questo settore, vorrei intraprendere altri percorsi di studio, vorrei assolutamente andare all'estero a specializzarmi ulteriormente e a crescere le mie conoscenze. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E bentornati, in pieno svolgimento il Risto a Mare, vi abbiamo fatto già vedere alcuni dei protagonisti di queste 3 giornate. Andiamo a conoscere una nuova realtà italiana che si chiama il NOI, Nuova Ospitalità Italiana, e ci facciamo raccontare di cosa si tratta. Sono Raffaele Torzoli, sono il vice segretario nazionale di NOI, Nuova Ospitalità Italiana. È un insieme di operatori del settore, di professionisti del settore che si sono riunificati in questa associazione per confrontarsi, per crescere anche professionalmente, perché nel nostro mondo non si finisce mai di imparare come in tutti gli altri settori. In più ci occupiamo di affiancare gli istituti alberghieri, per esempio, con i quali abbiamo già messo in atto diverse iniziative per lo svolgimento di alcuni concorsi nazionali e poi dopo il percorso scolastico, ovviamente chi intende poi proseguire nel mondo del lavoro, supportiamo questi ragazzi ad entrare in confronto con gli operatori del settore per evitare di dare loro dei traumi che purtroppo non sono rari in questo settore e istradarli al mondo del lavoro con tutte le cautele del caso. Come anticipato, il Risto a Mare racchiude uno spirito sardo ma con un occhio internazionale. Qui abbiamo un'azienda belga che si occupa di prodotti proprio per l'Oreca. Sì, Van Mortle è una multinazionale belga con una famiglia, cioè c'è un signor Van Mortle, quindi multinazionale sì, ma a conduzione familiare. Produce prodotti da forno surgelati che vanno dalla baguette che conosciamo tutti, passando per i pani hamburger per andare al croissant. Abbiamo 30 stabilimenti produttivi sparsi in tutta Europa, in Italia ce ne sono 2, uno a Genova dove abbiamo il quartier generale italiano e l'altro a Ravenna. Quindi sì, una multinazionale presente sicuramente in probabilmente la manifestazione più importante Canale Oreca per quello che riguarda la Sardegna.
Aria Oreca, proprio in sintonia con quello che è l'evento, un'azienda tutta sarda che usa un grande brand italiano, Bormioli, che produce manufatti per la ristorazione. È vero, Bormioli è uno dei nostri più grandi fornitori, riusciamo ad avere una partnership molto importante facendo degli acquisti diretti, ci sponsorizzano sempre con eventi, particolari agevolazioni per la nostra clientela. Qui a Risto Amare un'altra azienda sarda, le conserve di Chicco dalla Valle del Tirso. Sì, esatto, da Oristano, Sia Maggiore. Noi coltiviamo la frutta e poi una parte di questa la dedichiamo alla trasformazione sia in confetture che in succhi di frutta. Ecco. Avete trovato accoglienza con tutte le connessioni di questi giorni? Ci sono stati più di 1500 persone che hanno transitato in questi 3 giorni? Sì, esatto, ci siamo trovati molto bene, abbiamo preso molti contatti, conosciuto molte persone, siamo molto orgogliosi, ecco, anche perché è una piccola realtà che sta nascendo. Voi vi occupate di questo prodotto, ma nella vostra zona ci sono tante meravigliose situazioni da andare a degustare. Sì, assolutamente, ovviamente anche la nostra è nulla. Veniteci a trovare a Sia Maggiore, ecco. E arriviamo all'oro della Sardegna, la Bottarga Rocca, un'azienda leader. Cosa avete proposto in questi 3 giorni di Risto Amare? Sì, l'azienda Rocca specializzata nella bottarga di muggine e tonno intera e macinata. Quest'anno ci proponiamo a Risto Amare con i nostri cavalli di battaglia, ma anche con uno sortimento dedicato per il canale Oreca. Diverse novità quest'anno sui nostri banchi, come il dispenser dosatore, che è appunto dedicato al canale Oreca perché per lo chef aiuta a dosare la bottarga, a dosare il prodotto sul piatto, e alcune pezzature che sono sicuramente importanti per quanto riguarda la bottarga di muggine intera, le nostre buste di macinato, di bottarga di macinato di muggine, e tutta una linea di sughi, patè, fette di bottarga di tonno e di muggine in olio, tutta la linea di polpa di Ricci e bottarga in nero seppia in formato per il B2B e da quest'anno anche per il nostro ristoratore. Sushi Mania, dal nome è una rievocazione trendy, il sushi è di moda, è uno dei food più consumanti al mondo, ma anche in Sardegna. Voi dal 2010 con Sushi Mania avete comunque anticipato i tempi anche con le consegne a domicilio. Sì, noi siamo un'azienda sarda, siamo nati nel 2010, siamo presenti già da parecchi anni nella distribuzione organizzata, quindi facciamo parte di diversi marchi. Diamo sempre uno sguardo, tra virgolette, all'innovazione, perché ormai insomma, il sushi è un trend che esiste da tanti anni. Facciamo alcuni gusti come quello con la bottarga, che tra l'altro è sempre di nostra produzione. E niente, siamo tra virgolette riaffermati sul campo, quindi siamo contenti. Un'altra azienda storica della nostra Sardegna è San Martino, siamo con il dottor Cirillo. Che dire, un evento che ci porta sempre a valorizzare il nostro prodotto, voi lo fate sempre da anni con i vostri distillati. Sì, il messaggio fondamentale che ha pensato di presentare il consumatore della San Martino è quello di sfruttare tutti i prodotti, le essenze naturali che crescono in Sardegna, e da questo noi in particolare abbiamo la pianta del mirto, che sappiamo quali sono le sue peculiari, diciamo così, qualità, e facciamo un prodotto di qualità. È un prodotto semplice che è composto dalle bacche, dallo zucchero e dall'alcol, e non c'è nient'altro. Un prodotto che ha colto anche il piacere di consumarlo per tutte le persone che amano bere in maniera naturale. E i risultati ci hanno dato appunto ci ha dato un risultato straordinario, che è quello di aver realizzato uno stabilimento, un bello stabilimento, insomma, si vede dal risultato che abbiamo ottenuto. Si dice che normalmente bisogna partire da piccoli, in giovane età, per una lingua madre o per studiare lingue straniere, però in realtà voi state dimostrando che anche le persone mature, adulte, si possono avvicinare. Assolutamente sì, si può imparare a qualsiasi età, ci sono dei vantaggi in ogni parte del percorso della vita. Nell'inglese è la lingua madre, possiamo dire, a livello mondiale, quella più parlata e quella più che crea connessioni.
Ma anche per i termini tecnici è importante per un giovane studente dell'alberghiero piuttosto che per un professionista sapere anche per i termini tecnici o entrare in connessione con il resto del mondo. Beh, certo, l'importanza dei termini tecnici ti permette anche di lavorare in qualsiasi ambito. Poi in Sardegna, a Cagliari soprattutto, si sta alzando il livello di professionalità, abbiamo più alberghi di lusso, abbiamo più ristoranti di un certo livello, bisogna saperlo parlare e anche a livello. Abbiamo raggiunto Gonario Vera, parliamo di pane sardo e quale modo migliore di farlo da Sarule, Nuoro. Certo, la nostra azienda ormai è già dal 69 che produce del prodotto tipico sardo, con lievitazione molto lunga, quindi parliamo già di una lievitazione di 6 ore, quindi usando soprattutto grano sardo, tra parentesi semole e semolati di grano sardo. Teniamo a precisare che è lievitato, fatto lievitare su panni di cotone, quindi ci permette quello lì di fare comunque sia un prodotto che sicuramente è poverissimo. Posso dire suconnotto? Suconnotto, esatto, tornare a suconnotto, perché sinceramente quando si propone del crasau con delle lievitazioni a 30 minuti, 45 minuti, diciamo che noi invece continuiamo. Cosa avete portato in questi 3 giorni di Risto Amare? Noi abbiamo portato il nostro cavallo di battaglia, che è il crasau tipo fino, e poi abbiamo zuccoccone, sempre semola di grano duro. Poi abbiamo portato dei dolci che sono le casadine di formaggio ovino fresco. Abbiamo raggiunto un'altra azienda che arriva dal cuore dell'Italia, l'Umbria. Sauro Bacchi, ci descriva questo prodotto innovativo che avete creato? Allora, innanzitutto il piacere di essere in questa terra meravigliosa, molto attenta all'innovazione, soprattutto che riguarda il settore della ristorazione. Io ho pensato a questo tovagliato perché la storia della tavola apparecchiata ci insegna sempre di avere una mise en place con un tessuto nobile, e allora ho cercato di unire il design alla gestione, motivo per cui il grande successo sta arrivando, ovvero avere un tovagliato di alto design, confortevole, personalizzabile su misura, ma soprattutto facile da gestire, perché si lava con una semplice lavatrice domestica utilizzando sgrassatori e candeggina, e dopo l'asciugatura non deve essere stirato. Dunque con questo tovagliato, che sia il ristorante che sia l'hotel, ha la possibilità di essere autonomo al 100%. All'interno di Risto Amare troviamo il Cararis Pink Team. Di cosa si tratta, Presidente? Allora, noi siamo un'associazione di donne operate di tumore al seno, un'associazione che ha deciso di praticare Dragon Boat, perché il Dragon Boat esiste tutta una letteratura medica che sostiene che praticamente tutti gli sport a pagaia, quindi gli sport che utilizzano gli arti superiori, contrastano la formazione dell'infedema e quindi migliorano la qualità di vita delle donne operate di tumore al seno. Per avvicinarsi al vostro mondo cosa bisogna fare? Avete dei social ufficiali? Avete una sede? Abbiamo dei social, abbiamo diversi indirizzi, adesso siamo in apertura del sito, quindi si possono raggiungere e avere delle informazioni chiamandoci, entrando nella nostra pagina Facebook, venendo soprattutto a provare ad entrare in barca e a pagaiare. L'organizzatrice Lucia Tonetta ha detto che questa edizione di Risto Amare è quella in assoluto col sorriso, compresi i vostri. Assolutamente sì, questo è il primo messaggio che noi vogliamo mandare a tutte le donne e alle loro famiglie, perché non dimentichiamo mai che quando una donna si ammala comunque tutta la famiglia ne è coinvolta. Quindi il sorriso è la dimostrazione che una vita è possibile, un'ottima qualità di vita è possibile anche dopo il tumore al seno, si porta soprattutto avanti col sorriso. Siamo giunti alla fine di questo percorso della 4ª edizione di Risto Amare e non potevamo non sentire Davide Pisano, l'amministratore unico della Rosa d'Eventi, che voi da oltre 20 anni vi occupate di queste sinergie, ma soprattutto di valorizzare il mercato sardo dell'Oreca. Sì, esattamente, sono 20 anni che siamo rientrati qui in Sardegna, abbiamo un po' una lunga esperienza in giro per l'Italia e per l'Europa, che ci ha permesso di rientrare con un know-how
e poter portare avanti attività di questo tipo. Abbiamo visto la presenza di oltre 70 aziende, oltre 2000 avventori fra addetti ai lavori e persone che erano curiose di vedere le novità del mercato, e in tal senso voi farete anche una tappa a Olbia quest'anno, che è una novità. Sì, esattamente, dopo un po' di anni qui a Cagliari abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di andare ad offrire questo tipo di opportunità anche per il mercato del Nord Sardegna, che per questioni geografiche è un po' difficile che ci raggiungano durante le tappe a Cagliari, per cui 17 e 18 aprile saremo a Olbia, all'Hotel Mercure, e vi aspettiamo numerosi come abbiamo avuto qui a Cagliari. Pisano, creare un evento è sempre qualcosa di piacevole, di remunerativo, ma voi ci lavorate tutto l'anno proprio nel panorama sardo dell'isola. Sì, esattamente, noi fondamentalmente nasciamo come un'agenzia di rappresentanza, per cui siamo a stretto contatto col mercato tramite i nostri clienti, distributori che capillarmente coprono tutta la regione Sardegna, e questo ci porta la possibilità di poter fare la degustazione che un tempo si faceva step by step in un unico momento per tutti poi gli utenti del canale Oreca che ci vengono a trovare. Essere un salone unico da questo punto di vista deve permettere al mercato sardo di essere ancora più performante. Sì, diciamo che questa opportunità ci sta sempre portando nuovi volumi d'affari, attraverso, ripeto, i nostri distributori, perché quello che mancava qui in Sardegna erano eventi di questo genere che adesso stiamo portando avanti con estremo sacrificio, perché un evento di questo genere, benché duri poche giornate, è frutto di un lavoro di gruppo di tanti mesi addietro. Bene, allora dal T-Hotel di Cagliari con Risto a Mare, la quarta edizione è tutto, diamo la linea alla regia, continuate a restare con noi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, mastri mugnai, dal 1955. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul.
E dal T-Hotel di Cagliari, dopo il grande evento, unico salone Horeca in Sardegna a livello nazionale e internazionale, questa bella domenica primaverile ci spostiamo a Suentu, Salluri. Domenico Osanna, il manager di Suentu, e oggi avete ripreso un evento e come sempre sold out con tanta soddisfazione. Esatto, oggi questo evento che avevamo programmato per la scorsa settimana a causa maltempo abbiamo deciso di rinviarlo, direi anche scelta centratissima visto il clima che ci fa già assaporare la primavera, quindi è un'occasione per noi importante dalla quale aprire per noi la stagione degli eventi e delle manifestazioni. Oggi iniziamo con la festa delle donne, la settimana prossima, domenica prossima, ospitiamo la 4ª edizione delle Stelle Marmilla, l'evento dedicato agli chef stellati, con la partecipazione anche di Luca Gardini, miglior sommelier al mondo, e il 1° di aprile invece vi aspettiamo tutti per festeggiare la Pasquetta in occasione di Pasquetta in Rose, la nostra grande festa del rosato. Una cantina Suentu sempre dinamica sugli eventi ma soprattutto sui contenuti. È passato quasi un anno anche dall'apertura del vostro ristorante e la connessione è molto equilibrata, molto soddisfacente. Sì, siamo molto contenti perché per noi gli eventi rappresentano un'occasione per portare delle persone in Marmilla, raccontargli la storia del vino che facciamo noi, ma spingerle a visitare e a trattenersi in questo territorio. Attraverso il ristorante diciamo che questo lavoro per noi è ancora più semplice, perché venire in Marmilla, degustare del vino, trattenersi a pranzo e a cena e poi visitare un museo è uno di quegli obiettivi ai quali lavoriamo e che in realtà Valeria, la nostra amministratrice, da presidente del Movimento del Turismo del Vino, porta avanti anche a livello regionale in tutti i territori. È importante che le cantine, vista la capacità di attrazione che hanno oggi, giochino un ruolo di volano e quasi di hub per portare le persone nei territori e poi scoprire tutto il bello che c'è intorno. Anche quest'anno Suentu ritorna con l'appuntamento annuale con le donne del vino, un'associazione nazionale sempre per promuovere la cultura del vino, cercando anche di capire il ruolo della donna all'interno sia delle aziende di produzione, quindi all'interno dell'associazione ci sono produttrici, ma ci sono anche ristoratrici, enotecarie, giornaliste che si occupano di vino. Ecco. In questo momento il vino affronta come ogni anno quelli che sono i grandi eventi, l'internazionalità, anche qualche inchiesta che se può essere costruttiva non guasta. Chiedo dal tuo osservatorio che Vinitaly ci dobbiamo aspettare? Sì, allora siamo stati a Düsseldorf, quindi al ProWein proprio negli scorsi giorni, si rinnoverà adesso a metà aprile dopo la Pasqua l'appuntamento col Vinitaly e comunque rimane sempre la manifestazione a livello internazionale più aspettata, più attesa, e anche con respiro più internazionale rispetto alle altre. Ecco, quindi il Vinitaly comunque rimane l'appuntamento principale per il settore vitivinicolo. Prima di dare la linea al nostro Valerio Vargiu che farà una chiacchierata con Salvatore Pilloni, il patron di Suentu, possiamo dire così, cosa ci dobbiamo aspettare da questo turismo esperienziale? Voi siete un proprio e vero laboratorio con l'apertura del ristorante da circa un anno, i percorsi nelle vigne e tutto quello che è il corredo di poter vivere una cantina come la vostra. Sì, sempre di più adesso l'enoturista è alla ricerca di un'esperienza, quindi è curioso di conoscere le storie, è curioso di conoscere i territori che ci sono dietro una produzione, un'etichetta. Quindi il vino è un modo per far parlare del territorio all'estero e poi cercare di incuriosire anche l'enoturista per portarlo da noi in cantina, quindi fargli vivere un'esperienza. Adesso anche possiamo raccontare il nostro territorio anche attraverso il cibo. Ecco, non dico che sia ancora chiuso, ma è un altro tassello importante per noi per far vivere un'esperienza in Marmilla. E allora con queste considerazioni diamo la linea al nostro Valerio Vargiu con Salvatore Pilloni. E anche questa settimana siamo in chiusura di trasmissione che abbiamo aperto parlando delle nuove produzioni del gruppo Cellino con l'appello di Lucina Cellino
alla neogovernatrice della Sardegna Alessandra Todde. Salvatore Pilloni, che cosa chiediamo? Ma io penso che lei mantenga le promesse che ha fatto, che sugli assessorati ci metta delle persone tecniche, non scambi di partito. Mi auguro che lei tenga fede a quello che ha detto. Sugli assessorati persone tecniche, ritengo che lei abbia le capacità per fare ciò che ha detto, perché non è che si possa smentire così. Di conseguenza vediamo, l'aspettiamo. L'agricoltura sarda oggi di che cosa ha bisogno? L'agricoltura sarda, cominciamo dalla regione, ci deve mettere un assessore tecnico che capisca cosa vuol dire agricoltura. Vedrete che se ci mettono questa persona che capisce l'agricoltura, ne gioverà l'agricoltura in Sardegna. Chiediamo tante cose, per esempio che l'assessore, le istituzioni in questo caso, stiano vicino agli agricoltori, perché comunque sia la Sardegna vive di agricoltura, o meglio, dopo la sanità presumo che l'agricoltura sia il nodo cruciale della Sardegna per svolgere, e poi viene il turismo, poi vengono altre cose. Avete grandi problemi in questo territorio della Marmilla per quel che riguarda gli insediamenti eolici? Stiamo combattendo sul discorso eolico, in quanto su tutte queste belle colline che ci circondano ci dovrebbero essere delle pale eoliche create proprio a dismisura, senza andare a valutare il terreno in cui dovevano essere messe. Io mi auguro che l'assessorato con una moratoria torni indietro a queste pale eoliche. Le pale eoliche le decidiamo noi sardi, lo gestisce la regione, lo gestisce l'agricoltore, il paesaggio e il tutto. Di conseguenza io mi auguro il presidente, il governatore, torni indietro e faccia di tutto in modo che non vengano messe queste pale eoliche nel paesaggio migliore che c'è in Sardegna. È vero, bisogna farle e io non è che sono contrario, sono d'accordo, però deve essere fatto l'energia rinnovabile nei posti dove si deve fare. Allora sono d'accordissimo, da non piazzare pale eoliche senza sapere chi ha dato il permesso. Io mi auguro che torni indietro. Stanno partendo i titoli di coda, Pilloni. Un'ultima cosa, che prospettive abbiamo il suo sentore da maturo esperto del mondo dell'economia agropastorale? No, ma il sentore, secondo me, se la Regione Sardegna ci sta vicino agli imprenditori in genere, abbiamo tante belle aziende in Sardegna che si stanno mettendo anche in discussione, cioè vuol dire che noi combattiamo per avere aziende, per creare sempre più occupazione in questa terra martoriata da tutto il mondo, perché alla fine veniamo invasi da tutti. Io mi auguro che la Regione Sardegna ci stia vicino. Vedete, noi nasciamo imprenditori, poi siamo piccoli imprenditori, però non troviamo mai un supporto a livello istituzionale. Noi vorremmo creare anche occupazione, creare tante belle cose, però poi arriviamo in regione per lanciare anche qualche progetto in più. Vedete, uno mi dice: ma lei è in pensione? Io sì, anagraficamente sono in pensione, però ho tante belle cose ancora da fare. Però le vorrei fare senza mettermi i bastoni fra le ruote, specialmente la politica. Ma ritengo che questo governo attuale faccia le cose per bene. Il governatore nuovo mi sembra molto tenace, io non ho il piacere di conoscerla, un giorno la vorrei conoscere anche, però vedo che ha gli stimoli giusti per fare bene in Sardegna. Attenzione però, governatrice, non si faccia coinvolgere in scambio di assessorati, ma questo aspetta a me, questo. Lei tenga fede, io me lo ricordo bene, lei ha detto: metteremo degli assessorati tecnici e non politici. Lo so che le verrà difficile, però ci provi per il bene della Sardegna.
Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.